trofeo Ventimiglia, giunto alla 9ª edizione, conferma l'ascesa delle donne nel campo dell'enogastronomia e della sommelierie. Nella città del Muretto, le alunne dei migliori istituti alberghieri italiani si sono aggiudicate i primi posti. L'alberghiero di Siracusa, Federico II di Svevia, rappresentato dalle alunne della 5ª A Ristorazione, Francesca Mangiafico e Sara Parisi, accompagnate dal professor Gaetano Bongiovanni, insegnante di Sala Bar, conquista il 2º posto nella prova dedicata alla preparazione del cocktail Arancindia, a base di succo d'arancia, rosolio al fico d'India e gin. Il cocktail, preparato dall'alunna Sara Parisi, ha deliziato il palato dei giurati, sorprendendoli con la decorazione di stringhe di bucce d'arancia. Ciò ha consentito di conquistare il 2º posto del trofeo AIBES Cocktail Competition, con 334 punti. Nella prova al flambé, l'alunna Francesca Mangiafico conquista con 292 punti il 4º posto del trofeo Amira e Ice, l'arte del trinciare, con il piatto Fragole tricolore, uno splendido connubio di colori e sapori della terra siciliana. Nella classifica generale, sommando le prove del cocktail, del flambé e della degustazione vini, l'Istituto Alberghiero di Siracusa si è classificato al 5º posto con 786 punti. Un risultato importante che ha sottolineato la professionalità degli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia, in grado di competere nelle principali manifestazioni nazionali ed internazionali. Il trofeo Ventimiglia è uno dei trofei selezionati dal Ministero della Pubblica Istruzione come eccellenza nazionale. Alla manifestazione hanno partecipato gli istituti alberghieri delle seguenti città: Arma di Taggia, provincia di Imperia; Dronero, provincia di Cuneo; Lentini, provincia di Siracusa; Desenzano e Gardone Riviera, provincia di Brescia; Pinerolo, provincia di Torino; Nembro, provincia di Bergamo; Valleggio sul Mincio, provincia di Verona; Vibo Valencia, e l'Istituto Alberghiero di Nice, in Francia, e il Federico II di Svevia di Siracusa.